Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio vogliamo portare la vostra attenzione nei confronti della silice libera cristallina e dei danni alla salute derivanti dall'esposizione inalatoria a questo agente chimico pericoloso. Mario, ma quanta polvere! Normale, Franco, siamo in cantiere e poi si tratta solo di polvere di granito. Mario, ascoltami. Hai mai provato a pensare quante polveri inali ogni giorno in cantiere e da quanto tempo? Hai mai provato a pensare da che cosa è composta la polvere che respiriamo e quali conseguenze sul nostro stato di salute potrebbero manifestarsi dopo anni di esposizione? Effettivamente no, Franco, non ci ho mai pensato, ma può far male? Mario, fai attenzione. L'inalazione delle polveri rappresenta sempre un pericolo per la salute a prescindere dai materiali che le compongono e più le particelle che la compongono sono piccole, più la polvere è fine, più è pericolosa, in quanto al diminuire della loro dimensione la capacità delle particelle di penetrare nei polmoni è maggiore, fino a raggiungere la zona alveolare. E quindi che succede? Solo un po' di tosse? Magari fosse solo quello. Vi sono polveri più pericolose di altre, perché i composti chimici che le compongono presentano caratteristiche di particolare aggressività nei confronti del nostro organismo. Questo è il caso della silice cristallina, che si trova in natura in molti minerali sotto forma di quarzo, tridmite e cristobalite ed è presente in diversi manufatti quali calcestruzzo, mattoni, piastrelle, quarzi sintetici e laterizi in genere e anche in molte miscele chimiche impiegate nel settore edile, ad esempio cementi, malte, pitture, colle e adesivi. Il rischio associato a questa sostanza si manifesta con l'inalazione delle polveri che la contengono. L'azione si manifesta principalmente tramite due effetti. La silicosi, una malattia infiammatoria e fibrotica cronica indotta da una risposta immunitaria persistente alla silice inalata, con progressiva compromissione della funzione respiratoria. La silicosi porta a una diminuzione dell'efficienza delle difese cellulari, esponendo così l'organismo all'insorgenza di diverse malattie, tra cui la tubercolosi. Il secondo effetto è correlato alla possibilità di comparsa del cancro al polmone, derivante dal potere cancerogeno della silice libera cristallina. Va ricordato che cancro al polmone e silicosi, sebbene con modalità e forme diverse, rappresentano malattie irreversibili, gravissime e invalidanti, che non si evidenziano da un giorno all'altro, ma hanno una condizione subdola di manifestazione a distanza di anni o anche di decenni dall'esposizione. Caro Mario, il problema non è la presenza della silice cristallina in un minerale, in un manufatto o in una miscela, ma l'inalazione della silice libera cristallina durante le fasi della lavorazione quando si formano le polveri. Quindi, ad esempio, possiamo avere un minerale come il granito che contiene silice, ma che non costituisce di fatto alcuna forma di pericolo fino a quando non viene lavorato e non sono prodotte polveri inalabili e respirabili. Ecco che allora è importante conoscere quali sono i materiali, i composti chimici naturali o artificiali e le loro miscele che contengono silice cristallina, al fine di comprendere quali successive modalità di protezione devono essere correttamente adottate. Per esempio, la silice è contenuta in percentuali relativamente elevate nei minerali quarziferi, nei graniti, nei porfidi e nell'argilla impiegata per la produzione dei laterizi, ma non è praticamente presente, o lo è in piccolissime percentuali, nelle rocce calcaree e nei marmi. Per composti e miscele chimiche
bisogna riferirsi all'etichetta e alla scheda dati di sicurezza, dove la presenza della silice cristallina è indicata e si concretizza con il simbolo della figura umana che si rompe dall'interno, che rappresenta per l'appunto il grave pericolo per la salute e la tossicità cronica, e con le indicazioni di pericolo H350 può provocare il cancro, H350I può provocare il cancro se inalato e H372 provoca danni ai polmoni in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione. Ok Franco, grazie, sei stato chiarissimo e poi mi spieghi dove hai imparato tutte queste cose. Formazione Mario, formazione ben fatta e fatta a tutti, lavoratori e datori di lavoro. E allora che cosa possiamo fare? Non è che possiamo smettere di lavorare, no, però possiamo lavorare meglio, tipo usare l'acqua quando tagliamo, così la polvere non si disperde. Oppure impiegare gli attrezzi con aspirazione, ma non sempre li usiamo. E invece dovremmo. E poi le maschere, quelle giuste però, non quelle messe tanto per... Sì, a volte danno fastidio, ma detta così cambia prospettiva. Ricorda Mario, bagnare con acqua e usare strumenti ad acqua o aspiratori o sistemi di aspirazione riduce l'esposizione alle polveri in genere e nel nostro caso alla silice libera cristallina. Inoltre vanno usati i facciali filtranti FFP3 o le semimaschere con filtro P3, oltre agli eventuali altri dispositivi di protezione individuale richiesti dalla lavorazione. Va considerato che i facciali filtranti sono monouso, vanno cambiati di frequente secondo le indicazioni riportate nel foglio illustrativo del fabbricante. In ogni caso non devono essere utilizzati oltre un turno lavorativo e comunque vanno sostituiti quando sono sporchi, umidi e bagnati di sudore. Grazie Franco, grazie. Ho capito che dobbiamo investire sulla nostra salute oggi per mantenerla anche in futuro. Sai cosa? Da domani starò più attento, davvero, anche perché con queste polveri non si scherza. E dopo una vita di lavoro e di sacrifici dobbiamo arrivare sani alla pensione. E questo dipende anche da noi. Bravo Mario, alla fine si tratta della nostra salute e quella non si sostituisce. In conclusione, lavorare in sicurezza e proteggersi oggi garantisce la nostra salute e il nostro futuro. Chiedi al tuo datore di lavoro e al medico competente. Informati presso la tua associazione di categoria. Contatta l'azienda sanitaria territoriale al fine di conoscere al meglio come comportarti in tutte queste situazioni. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.